Chi saranno i protagonisti di questo appuntamento? Protagonisti sotto il profilo musicale sarà la Jazz and Saudade Experience, un gruppo formato da 6 bravissimi musicisti, una cantante e poi avremo clarinetto, tromba, contrabbasso, batteria e pianoforte. Treguari Cattaneo, un nome di grande rilievo nazionale ed estero, così come Ferrario, notissimo clarinettista. Che tipo di musica si potrà ascoltare? È un misto di musica tra il jazz tradizionale, diciamo, di Gershwin Ellington con un aspetto specifico della saudade brasiliana. Noi abbiamo una bravissima cantante che si chiama Alessandra Cabella che riesce a parlare la lingua, il dialetto portoghese vero e proprio con efficacia e quindi riesce a riportare quelle tone tristi della saudade brasiliana che l'hanno resa celebre in tutto il mondo. Il ricavato come sarà utilizzato? Come Lions del distretto 108 IA2 è da ottobre che stiamo portando avanti una raccolta di fondi rivolta all'ospedale Gaslini, ma la finalità specifica è riuscire a costruire un piccolo campo giochi, parco giochi inclusivo e un campetto di calcio per i bambini che sono lì ricoverati. Il simbolo di tutta questa operazione è sempre stata una sciarpetta azzurra che noi abbiamo portato in giro come raccolta fondi per tutti i vari Lions Club e questa piccola sciarpetta vuole essere un misto della fragilità dei bambini mescolata a quel cielo azzurro sotto il quale penso tutti abbiano diritto di giocare e di gioire. Quanto manca per realizzare il sogno? Sinora abbiamo raccolto circa 8.000 euro. Per arrivare al totale manca ancora qualcosina perché la spesa prevista si aggira intorno ai 12.000 euro.